Si va un po' oltre i borseggi. I borseggi è il reato principale, però poi sono emersi tutta una serie di azioni violente sia fuori del gruppo che dentro il gruppo. È un'indagine di 1 anno e mezzo che segna una svolta nella lotta al borseggio, quella condotta dai Carabinieri di Venezia, che oltre a spiccare 23 misure cautelari per reati come furto aggravato, riciclaggio, ricettazione, violenze e minacce, e oltre a ricostruire 32 borseggi per un bottino di circa 50.000 euro, identifica ruoli e gerarchie di un gruppo organizzato. Le ragazze che riuscivano a mischiarsi meglio in mezzo alla folla commettevano i borseggi, gli uomini magari mettevano la logistica. Non singoli individui che vivono di espedienti, quindi, ma una banda dai meccanismi rodati che agiva con violenza sia dentro che fuori dal gruppo. Fuori dal gruppo ci sono state poi reazioni anche violente, una turista addirittura si è vista aggredita, ha avuto anche un dito rotto, ma violenze anche all'interno del gruppo, perché poi chi non portava una certa quantità di soldi, la soglia che abbiamo documentato noi fissata era 2.500 euro al giorno, veniva minacciato col coltello. Da queste regole nella banda non ci si poteva sottrarre. In un caso è stata minacciata con un coltello anche una 14enne, una donna incinta invece è stata picchiata. Rintracciare i 23 indagati, tutti senza fissa dimora, non è impresa facile. Una donna è attualmente detenuta alla Giudecca, altri 2 indagati si trovano in carcere in Croazia e in Ungheria. Lei ha detto 2.500 euro al giorno, che sembra una cifra enorme. È pensabile che si riesca a raccogliere così tanto denaro e soprattutto, quindi, quale giro c'è, visto che, secondo le associazioni dei cittadini che controllano, ci sono forse nei giorni di maggiore afflusso turistico almeno un'ottantina di borseggi? Guardate, le operazioni di servizio non sono mai la fine, a volte si dice sono l'inizio, quindi tutto questo poi sarà un approfondimento molto interessante e molto importante da fare.